Sono qui per ringraziare la straordinaria disponibilità dell'associazione SOS Donna e del presidente Giacomo Fisichella e della vicepresidente Isabel Farrugia per averci aiutato nella realizzazione di una festa della donna nuova, straordinaria, una festa della donna che vuole, oltre a celebrare la donna, promuovere la cultura della prevenzione. Quindi avvicinare le donne all'idea di prevenzione per problemi oncologici legati al tumore della mammella, ma abbiamo spaziato su più argomenti. Mi occupo di senologia e attualmente lavoro all'Istituto Oncologico del Mediterraneo di Via Grant. Mi occupo ovviamente, come ho detto, di senologia e nello stesso tempo faccio in modo di stimolare le donne a fare prevenzione con le visite senologiche e con la strumentazione che ci dà la possibilità di diagnosticare, se è necessario, neoformazioni che possono essere sia di tipo benigno che anche di tipo maligno. Ovviamente noi cerchiamo di mettere a proprio agio tutte le donne che sono di fasce diverse di età, che hanno il convincimento di avere qualche cosa di brutto. Ovviamente con la visita e con le strumentazioni che abbiamo in atto possiamo senz'altro garantire il successo sia della diagnostica che anche della terapia. Noi siamo sempre convinti che la patologia può essere proprio trattata e nello stesso tempo vinta se la prevenzione sia una cosa che possa essere sempre più precoce, perché la diagnosi precoce appunto ti salva la vita. Che noi aiutiamo tantissime donne, intanto le aiutiamo sia prima, durante e dopo. Cerchiamo di incoraggiare le donne a farsi controllare, perché è molto importante che la diagnosi precoce ti può salvare la vita. Facciamo corsi di decoupage allo IOM, nel Day Hospital, mentre i pazienti stanno facendo la chemioterapia. Facciamo anche arte terapia nel Day Hospital, mentre stanno facendo la chemioterapia. Organizziamo seminari, organizziamo incontri, appunto anche come oggi, e organizziamo anche, a parte nelle chiese, ma anche nei centri commerciali. Infatti facciamo anche ambulatorio di senologia gratuito a Maletto, facciamo ogni anno mammografie gratuite a tutte le donne con l'affitto di un camper o se no li mandiamo in un centro diagnostico pagando SOS Donna grazie al 5 per 1000. Ecco, questo è molto importante per noi, il 5 per 1000. E poi devo dire che è importante anche che abbiamo appena fatto un protocollo di intesa con l'ASP, stiamo aiutando a far sì che le donne da 50 fino a 69 anni capiscono l'importanza di fare la mammografia per aumentare questa adesione allo screening mammografico. È proprio la collaborazione tra istituzioni e mondo del terzo settore delle associazioni è stato il punto di forza di questa consigliatura e riteniamo che possa essere appunto quel valore aggiunto che possa mettere in contatto le istituzioni col mondo della società civile e far fare quel salto di qualità, quella differenza appunto alle iniziative che tutte le istituzioni dovrebbero organizzare con una certa ricorrenza. Sono lieta di essere intervenuta e di aver contribuito alla promozione di questo evento. Perché comunque a differenza degli altri anni, degli altri eventi organizzati, non ci siamo limitati ad una commemorazione, non che non sia importante perché il ricordo è sempre importante, ma è importante anche dare un messaggio di speranza, cosa che abbiamo voluto fare con l'evento organizzato oggi. Per cui ecco, sono molto contenta che si sia realizzato un evento del genere.